Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. C'è attesa per la rimodulazione del famigerato decreto 50 che dovrebbe portare all'assunzione di personale, circa 1000 unità negli ospedali calabresi. Intanto cresce il debito certificato delle aziende sanitarie calabresi. Sentiamo. Ci saranno le assunzioni negli ospedali calabresi? Pare di sì, almeno così dice il commissario Scura, che assicura di trasmettere al Ministero entro la fine della settimana la rimodulazione del famigerato decreto 50 spacchettato in 3 parti, così come richiesto dal tavolo Adduci. Ora è davvero tutto pronto per procedere? Vista l'aria che tira e i continui rinvii, è lecito dubitare, ma è certo che non si può continuare così, perché gli ospedali calabresi stanno scoppiando mentre si assiste al braccio di ferro tra il commissario e il governatore. I continui viaggi a Roma, le assicurazioni del ministro, l'impegno del governo, cose già sentite e mandate giù a memoria, ma ad oggi non è accaduto nulla, se non prendere atto del fatto che la sanità calabrese continua a vivere stagioni difficili. Intanto occorre prendere atto che il debito è cresciuto di 30 milioni di euro, toccando quota meno 81, tabella di previsione ampiamente sforata, fissata a meno 51. Ciò significa che nel 2016, pur senza aver fatto alcun investimento, il debito è cresciuto, soldini che occorre reperire dalle tasche dei calabresi, atteso che le entrate sfiorano i 95 milioni annui. In questa Babilonia di cifre pesano come i tanti contenziosi aperti dalle ASP. A Cosenza, per esempio, la voce pignoramenti ha toccato il tetto dei 140 milioni di euro, un mare magnum incredibile fatto di tante situazioni anomale che meriterebbero un maggiore approfondimento. In tutto questo guazzabuglio le strutture sanitarie hanno necessità di funzionare e di offrire servizi ai cittadini. Quest'ultimi purtroppo sono costretti a rivolgersi altrove per farsi curare e la spesa che la Regione deve sostenere è di 330 milioni euro annui. Insomma, siamo punto a capo, nessun passo avanti è stato fatto. L'unica nota positiva, salvo soliti intoppi, contrattempi e liti, è rappresentata dal fatto che forse sarà dato il via libera per l'assunzione di 1110 unità. San Tommaso amava dire: se non vedo non credo, ecco appunto.